In questo momento non abbiamo intenzione di emettere un'ordinanza che sarebbe semplicemente un rafforzativo di un qualcosa che già è previsto dal DPCM anche in zona bianca, perché laddove ci sono delle situazioni di potenziale assembramento è obbligo l'utilizzo della mascherina. Non è ancora tempo per il sindaco Mario Conte di firmare l'ordinanza che impone l'uso all'aperto della mascherina in centro storico, provvedimento adottato già da Padova e Venezia. Gli eventi clou legati al Natale che potrebbero causare assembramenti sono in calendario più avanti e nel frattempo l'andamento dei contagi potrebbe portare il Veneto in zona gialla. A quel punto l'uso della mascherina all'aperto diventerebbe obbligatorio ovunque, ma non è su queste previsioni che il comune si basa. Terremo monitorato ovviamente l'andamento dei contagi da una parte e dei flussi in città. Se servirà sottolineare l'importanza della protezione, sono pronto comunque eventualmente tra una settimana, tra 10 giorni, quando valuteremo di firmare questa ordinanza che però, sottolineo, è un rafforzativo di quanto in realtà è già previsto dal DPCM ministeriale. L'eventuale ordinanza riguarderebbe solo i punti e gli eventi di maggiore aggregazione, specifica il sindaco, che tuttavia già nel weekend appena trascorso ha visto uno spontaneo ritorno di comportamenti estremamente prudenti, dice, da parte dei trevigiani. Già sabato e domenica in città ho visto tante persone, soprattutto nei luoghi quelli un po' più affollati, Piazza dei Signori e Calmaggiore, già indossare la mascherina. Ripeto, terremo monitorata la situazione, se servirà sottolineare l'importanza delle protezioni faremo anche l'ordinanza.